si è arrivati a una nuova ripartenza della SLC trevigiana che si fonde con l'SLC del Veneto e questa nuova categoria verrà guidata dal compagno Nicola Talmi, che è già membro della segreteria della Camera del Lavoro, e a Nicola gli faccio di cuore un in bocca al lupo e un buon lavoro. Insieme alla pandemia a caratterizzare i giorni nostri c'è la pervasività della digitalizzazione. Al centro di questo fenomeno c'è questa categoria che vuole aiutare la CGIL e tutto il Paese a capire quello che sta avvenendo. Il Veneto ha deciso di regionalizzarsi. In questo modo sarà più in grado di essere presente in questa missione, sia nel dibattito nazionale sia in quello confederale in questa regione. Per questo saluto positivamente questa scelta. Oggi nasce la SLC del Veneto, un'organizzazione nuova che unisce tutte le SLC della provincia. Ringrazio le compagne e i compagni che mi hanno dato la fiducia di guidare questa nuova organizzazione, una categoria complessa di settori molto diversi che si unifica per rappresentare davvero tutto il territorio. Noi ci occupiamo dei lavoratori della carta, delle industrie, della cartotecnica, dei grafici, ma anche dei postali, dei lavoratori dello spettacolo, del settore delle telecomunicazioni. Quindi una categoria che copre molti settori, che è stata coinvolta da importanti trasformazioni, quindi un compito importante per l'SLC e per la CGIL, che nasce qui oggi come SLC del Veneto e vuole rappresentare tutte queste lavoratrici e tutti i lavoratori del Veneto.